La fase di transizione che stiamo attraversando è talmente veloce e anche ricca di incertezze, di situazioni anche esogene che stanno cambiando e si stanno riversando sul modo di fare impresa. E da soli non si va più da nessuna parte. E quindi abbiamo una preoccupazione che il nostro sistema e quindi il tessuto delle piccole imprese non sia in grado di affrontare queste sfide nel modo in cui si deve fare. E quindi il fare rete in questa fase riacquista una sua importanza, perché mentre prima in qualche modo era collegata all'obiettivo di ampliare i mercati, magari anche all'estero, di sviluppare politiche di marketing e commerciali più efficaci, mettendosi insieme naturalmente, oggi questa scelta diventa necessitata, perché l'innovazione tecnologica e i nostri tassi di produttività lo dimostrano che noi camminiamo meno rispetto agli altri paesi proprio perché abbiamo imprese più piccole. E questo istituto, questo soggetto giuridico ci consente anche di utilizzare le risorse umane in modo più efficace. Stiamo cercando di spingere come Confapi perché crediamo molto, soprattutto in un momento particolarmente difficile come questo, il fatto che le aziende si mettono assieme e ci sia un confronto continuo sia con l'associazione ma anche e soprattutto tra di loro, perché ci sono delle argomentazioni che sono importanti in via trasversale, quindi che possono interessare tutti i vari gruppi merceologici. Proprio per questo motivo qui che il momento è particolarmente aspro, diciamo, e quindi va sempre monitorato ed è molto importante il fatto del confronto, perché dal confronto nascono molte idee ma anche opportunità. Beh, diciamo che noi per natura siamo sempre ottimisti, per cui noi vogliamo sempre vedere la parte, il bicchiere mezzo pieno, detta così. Però sicuramente avere qualcuno con cui ti puoi confrontare, magari che ha avuto qualche altra esperienza in certi termini, ti può comunque consolare sotto certi aspetti o comunque dare fiducia in più, è quello che noi vogliamo. Ottime premesse per fare progressi nel prossimo esercizio che non si preannuncia semplice da un punto di vista economico. Abbiamo purtroppo delle indicazioni, segnali di rallentamento economico e quindi l'associazione è pronta per assistere le aziende e dare il loro supporto anche di fronte a scenari non rosei. Queste piccole e medie imprese sono il cuore della nostra economia e sono sviluppate in modo territoriale, in modo settoriale e riescono quindi a fare veramente una rete, una sinergia importante per il Veneto. Deve essere una formazione che sia utile all'azienda, non una formazione inventata a tavolino ma che nasca dalla domanda e non dall'offerta, cioè non dall'offerta di un catalogo. È importante perché in questo modo si impara di più e si fa una formazione mirata sul cliente e non astratta. La seconda cosa deve essere concreta, quindi qualcosa che arriva a un risultato, ma non necessariamente un risultato nelle 2 settimane successive alla formazione. Serve anche tempo per far sedimentare un pensiero e insegnare a fare riflessioni sul futuro e non solo sull'immediato presente. In terzo luogo, dire formazione concreta non vuol dire formazione concretista, vuol dire formazione che certo ha una concretezza ma non si ferma alla concretezza, che guarda oltre l'orizzonte immediato. Noi diciamo che una formazione che non sia concreta è zoppa, non fa correre un'azienda. Ma una formazione che non abbia visione è cieca, cioè non dà un orizzonte, non dà una strategia. Quindi serve una formazione che aiuti a guardare lontano e non solo a guardare nel presente. Noi cerchiamo in questi termini di fare una proposta alle aziende. Direttore Paparo, in questo convegno lei ha portato un punto importante, cioè fare rete davvero può essere una strategia per guardare al futuro, ma che non diventi una moda. Quindi come fare rete? Farlo come fanno sempre le imprenditrici e imprenditori, cioè analizzando bene il contesto, guardando i dati, capendo quindi chiederci, avere un'idea progettuale, analizzarla e quindi perché si tratta di mettersi assieme ad altri colleghi imprenditrici e imprenditori. Noi riteniamo possa dare vantaggio, ma ovviamente va fatto con un business model ben chiaro e preciso in funzione delle strategie aziendali o che si vogliono avere. Suggeriamo anche di farlo poi con figure professionali adatte, in particolare manager di rete, che sono una figura che sta crescendo
sul quale riteniamo possano dare sicuramente un contributo attivo a questa attività, perché ricordiamo poi ogni azienda ha la propria attività, una rete è un'attività ulteriore, quindi va seguita quotidianamente il perseguimento degli obiettivi che vengono dati.